Abdelmajid, 48 anni. Domani si sciopera per ricordare Abdelmajid e tutte le altre vittime sul lavoro. Incroceranno le braccia i colleghi del 48enne vittima dell'incidente sul lavoro accaduto il 1° luglio all'interno della Salgheim Ecologic di Tezze sul Brenta. L'operaio era intervenuto per risolvere un problema in una cisterna. Le esalazioni gli avevano fatto perdere i sensi. 3 giorni di agonia. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. È deceduto il 3 luglio all'ospedale di Bassano. Profondo il dolore e grande lo sconcerto per quell'infortunio costato la vita a un padre di famiglia. La CGIL dice basta morire di lavoro e ha proclamato un giorno di sciopero non solo nello stabilimento di Tezze ma anche nella sede di Lugo di Campagna Lupia. Quest'anno, nel 2025, siamo a più 5% morti sul lavoro rispetto all'anno precedente. È inaccettabile, il vaso è colmo ed è ora di dire basta e di scioperare. Domani a Tezze sul Brenta e a Campagna Lupia, con la collaborazione della segretaria della Fly Venezia Alessandra Frontini, abbiamo deciso di indire uno sciopero su tutti e due i territori. I dati INAIL rivelano che i casi di decessi sul lavoro sono in aumento rispetto al 2024. Perché scioperiamo? Per chiedere basta morti sul lavoro. Il lavoro dovrebbe nobilitare l'uomo e invece lo avvilisce, lo umilia e addirittura gli toglie la vita. Sempre più frequentemente noi non possiamo più accettare, nella maniera più assoluta, di normalizzare questo messaggio, che si può uscire di casa e non tornare dai propri figli, proprio come Abdelmajid. Chiediamo che vengano potenziati gli organi competenti, lo Spisal in questo caso, vengano finanziati a dovere affinché possano svolgere il loro lavoro e controllare